Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, partiamo subito in piena mischia nel videogioco e ci andiamo a commentare questa partita. Una partita abbastanza conosciuta, Karpov contro Spassky, giocata nel 1979, e questa è la 32esima partita ad esempio che puoi trovare all'interno del libro Piano Vincente, che è stato da poco pubblicato, che puoi trovare su Amazon, e la partita è commentata ed è presa appunto da questo libro. Andiamo a vedere allora che cosa succede. Anzi, se avete voglia, ce la vediamo velocissimamente dall'inizio per capire come siamo arrivati qui. Karpov con il bianco, D4, C4, ok, E6, qui tutto tranquillo, difesa classica, alfiere F4, E3, C5. Questa variante può portare spesso a dei pedoni sospesi, cattura, cavallo C6, il nero non ricattura subito questo pedone, tanto prima o poi riuscirà a prenderlo, quindi si prende tutta la calma. Ok, adesso ovviamente non si può spingere su B4, poiché a seguito di un eventuale sacrificio la torre poi è libera di essere catturata, la torre si sposta, alfiere 7, questo cavallo cerca anche eventuali case migliori dove andare. Ok, ok, ecco che in questo caso si è formato il pedone isolato al nero, vado molto veloce, ok, tutto tranquillo, ok, alfiere F3, donna B6, alfiere 5 cercando una posizione migliore per i propri pezzi, donna E2, e questa è la posizione in cui siamo arrivati. Descriviamo un attimino questa posizione. Allora, da quello che possiamo vedere, qui il nero ha un pedone isolato. Il numero di pezzi è lo stesso, anche la struttura, diciamo, di pedoni, a parte il pedone isolato, è abbastanza simile, due pedoni sull'ala di donna. C'è una colonna C che è considerata colonna aperta, mentre la colonna D è una colonna semi-aperta. Gli alfieri, abbiamo due alfieri che sono praticamente attivi, che sono quelli del bianco, che hanno delle buone diagonali o comunque dei buoni obiettivi d'attacco, mentre gli alfieri neri hanno obiettivi solo difensivi o nessun tipo di obiettivo d'attacco. Questa torre in sesta traversa, ok, potrà essere utile in futuro. E le donne, va bene, forse la donna bianca potrebbe essere migliorata. Piani di gioco possibili? Beh, sicuramente adesso il bianco dovrà cercare di creare qualcosa di interessante. Torre di 8, gioca il nero. E adesso un pochettino devi trovare il piano migliore per il bianco. Ti do la soluzione, non ti do la soluzione, ti do tre opzioni da scegliere in questo momento. Dimmi quale piano preferisci. Allora, un piano è torre di 2. Torre di 2 con l'idea di raddoppiare le torri e aumentare il controllo sulla colonna D, cercare di creare più pressione su questo pedone, inibendo il più possibile la spinta di questo pedone isolato. Questo è un piano, torre di 2. Un altro piano possibile è torre di 3, l'idea è più o meno quella del piano A, con l'idea di triplicare i pezzi, tipo torre qui e poi ci mettiamo la donna dietro, quindi hai 3 pezzi pesanti sulla colonna D. Oppure un'altra opzione, ultima opzione C, è quella di giocare subito alfiere di 4. Secondo la teoria del pedone isolato bisogna subito bloccare questo pedone isolato mettendoci possibilmente un pezzo leggero davanti, e alfiere di 4 sembra la mossa migliore poiché blocca il pedone e allo stesso tempo guadagna un tempo poiché si minaccia la donna. Quindi tra il piano A, il piano B e il piano C, quale preferisci? A distinto, così, sparane una. Ok, il piano corretto è il piano B. Il piano B, cioè torre di 3, quello di triplicare i pezzi. Fu Alexander Alekhine a enunciare questa regola, questo piano, ovvero quando c'è una mega batteria di pezzi pesanti su una determinata colonna, la donna va messa dietro le torri, solo così riesce a supportare al meglio l'attacco, poiché davanti è un pezzo ovviamente molto sensibile. Andiamo a vedere come risponde Spassky. Raddoppio di torri, ovviamente, raddoppio di torri. Fin qui tutto secondo i piani. Ancora una volta possiamo vedere la forza degli alfieri del bianco contro quelli passivi del nero.
Torre in sesta va in D7, adesso seguono una serie di mosse così un po' d'attesa, diciamo, anche perché la situazione è molto critica. Beh, questa è da giocare, la donna ha lo scopo di andare in D1, diventa fortissima. Donna in B5, andando a supportare il più possibile questo pedone, perché adesso veramente tutti iniziano ad attaccare lungo questo pedone e quindi diventa veramente necessario cercare anche delle manovre difensive. Quindi, come si gioca in questo caso? Beh, si continua il nostro piano, donna in D1 e adesso B6. Ok, il nero non ha molto da fare, se non altro adesso il bianco prima di portarsi all'attacco, fare cose particolari, decide di prendersi un attimo di tranquillità, G3, mettere al sicuro anche il re che potrà andare in G2, evitare scacchi sulla prima traversa. Insomma, adesso i due giocatori giocano abbastanza in modo tranquillo, alfiere F8, l'alfiere si ritira in G2 dove non ha rotture di scatole, alfiere 7 e adesso, caro amico mio, adesso che cosa bisogna giocare? È il momento di sfruttare il principio delle due debolezze, ovvero se noi attacchiamo solo su un punto, possiamo attaccarlo quante volte vogliamo. Adesso a questo punto è attaccato 4 volte, cioè da due torri nostre, una regina e un alfiere, ma è altrettante volte difeso, una volta, 2 volte e 4 volte dalle due torri. Quindi è inutile che ora ci fossilizziamo su quel punto perché non abbiamo più pezzi, purtroppo non abbiamo cavalli che possiamo posizionare in punti strategici dove possono anche loro aumentare la pressione su quel punto. Quindi finché la partita rimane così è pari, 4 attaccanti su un punto, 4 difensori su un punto, non succede assolutamente nulla. Ed è qui che il principio delle due debolezze, utilizzato tantissimo da Capablanca, dice: oh, ma se su quel punto ormai non puoi più fare nulla, anzi, sei riuscito a mettere tutti i pezzi dell'avversario in difesa su quel punto, è il momento ora di attaccare sull'altro punto, è inutile che ti fossilizzi lì. Così come Costantinopoli fu praticamente presa d'assalto grazie a una porticina sul retro che si chiamava Chercoporta. Questa porticina sul retro fu lasciata aperta, entrarono in 50 soldati e da lì, boom, Costantinopoli cadde. Ecco, e sono quelle entrate lì che nessuno si aspetta che praticamente poi ti fanno vincere. Donna H5. Inizia pian pianino un'espansione molto timida sull'ala di re, pedone H3 per supportare eventuali spinte su G4, il re potrà portarsi in H2 per supportare la posizione, la donna inizia a fare comunque tranquilli movimenti. Ovviamente ora con donna H5 c'erano minacce di questo tipo dopo eventuali spinte del pedone E4, quindi A6 serviva per proteggere la donna, H3 la donna si sposta da eventuali scoperte di questo tipo, re in H2, posizione assolutamente solida, e dopo A5, bellissimo buco creato su B5, F4, ecco che inizia l'avanzata di Karpov sull'altro settore della scacchiera. Visto che tutti i pezzi sono immobilizzati a proteggere questo pedone, adesso magari l'ala di re è un attimino scoperta. L'unico modo per cercare di rendere un po' più solida l'ala di re è F6, la mossa consigliata anche dal motore scacchistico, anche se crea debolezze ma è in assoluto la più solida. E adesso di nuovo donna D1 e ancora questa super mega batteria, donna B5, seconda serie di ripetizioni di mosse, G4, ecco il vero scopo di donna D1, cioè quello di evitare che la donna rimanga intrappolata in H5. G5 è una reazione abbastanza coraggiosa che crea un po' di debolezze dietro di sé. Qui tutto tranquillo, re H1, sceglie di giocare Karpov, poteva giocare subito anche forse in modo più cattivo con F5, alfiere F7, si poteva spingere subito E4, a questo punto seguiva D4, si guadagnava subito il pedone, però insomma anche re H1, tanto il vantaggio sicuramente qui è del bianco, quindi prima o poi quel pedone se lo prende. Donna G6, F5, eccola adesso quella mossa famosa, alfiere F7, E4, re G7 e adesso cade il pedone, bam, donna C7 e praticamente finisce anche la partita, perché
Una volta che il bianco riuscirà a spingere ulteriormente questo pedone, sarà veramente alla fine. Torre 2, B5. E adesso come si continua? Perché il problema è veramente come sfruttare questo pedone extra che il bianco è riuscito ad avere. E niente, adesso Karpov trova una soluzione tattica, non so se l'hai vista. La soluzione tattica è data da torre per E7 e dopo la cattura D6. Da 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 da. Ultimo trucco giocato da Spassky è donna C4. Adesso ti faccio vedere qual è il trucchetto che sta dietro donna C4 e qui ovviamente dall'alto della sua esperienza Karpov gioca B3 e qui niente, si abbandona. Il trucchetto era, se il bianco si faceva ingolosire da questa donna e giocava torre di 4 con l'idea di comunque scacciare la donna di qui, poteva seguire donna in E2 e dopo la cattura di questa torre, con minaccia di catturare un'altra torre nella promozione, c'era donna per D1 e qui bisogna praticamente catturare la donna e dopo che hai catturato la donna praticamente la torre si toglie dalla presa e praticamente la partita è di nuovo in gioco, anzi è totalmente giocabile e anche c'è un leggero vantaggio da parte del nero. Quindi questo era l'ultimo trucchetto provato da Spassky, ma l'esperienza di Karpov mi fece giocare B3 e niente, e qui abbandonò, non c'è veramente più niente da fare in questa situazione. Bene, spero che la partita ti sia piaciuta. Ovviamente quando si vedono dei super GM giocare è sempre un gran divertimento, anche se magari non si riescono a capire tutte le mosse fino in fondo, ma c'è sempre molto da imparare da loro. Ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!